Signore e signori, ben ritrovati in questo canale e benvenuti in questo nuovo video. Innanzitutto, come state? È andata bene questa settimana? Tutto a posto? A differenza del video precedente, questo video non inizia da un distributore di benzina perché, appunto, ritornando da quel video ho fatto benzina prima di arrivare a casa, quindi speriamo che ci basti per fare il giro che dobbiamo fare. Oggi non andremo tanto lontano, ma entreremo nel cuore del Friuli orientale. Andremo intorno al monte Kolobrat. Chissà se oggi il tempo fa tregua di noi. Nel dubbio mi sono portato dietro un'antipioggia perché non si sa mai. Non dovrei beccarmi pioggia, almeno le previsioni dicono che ce le beccheremo nel primo pomeriggio, ma in questo momento sono le 9:22 di domenica 13 luglio. Nel momento in cui io adesso sto guidando questa moto, sul canale uscirà il video di Caporetto. Ve lo consiglio di andare a vedere, ve lo lascio qua in alto a destra, ma soprattutto vi consiglio di andare a vedere il video che è uscito 2 domeniche fa rispetto alla vostra data di oggi, non la mia, ovvero il video relativo alla Verzegnis Sella Chianzotan. Ma ora, senza annoiarvi troppo con le mie chiacchiere con queste statali, direi di ritrovarci direttamente nella prima tappa, ovvero Cividale del Friuli. Per queste strade vi ho già portato, quindi direi di saltare direttamente alla seconda tappa, ovvero Ponte San Quirino. Noi qua abbiamo continuato a sinistra nel precedente episodio, invece andremo a destra e poi dritti. Lasciamo Ponte San Quirino e via nelle valli del Natisone. Ma che robetta! Se venite da queste parti senza conoscere i nomi dei paesi, vi consiglio di impostare un navigatore, perché ci sono tantissime diramazioni per tutte le frazioni che ci sono da queste parti ed è veramente un attimo perdersi. Infatti più avanti penso che lo attaccherò anche io, perché ci sono paesini con nomi mezzi sloveni che sinceramente non conosco. Come in questi paesini diroccati in montagna ci sia comunque gente che vive, oddio, questo dove sta da fuori, gente che vive e investe. Sono contento che venga data una seconda opportunità a questi paesi che magari una volta erano estremamente popolati, prevedevano anche una scuola a testa, in alcuni casi magari anche 2, e solo che dopo negli anni 70 vuoi terremoto, vuoi la ricerca del lavoro, e per terremoto, per chi non sapesse intendo terremoto del 76 detto Orcolat, hanno deciso di lasciare il loro paese natale in ricerca di fortuna.
Volfango, ricordatevi questo nome perché dopo lo citeremo. E anche quel nome salvatevelo, Riccardo Giusto, ma ci arriveremo tra poco. Noi giriamo di qua, rifugio Solaria, prendendo la strada di Solaria. Noi proseguiamo di qua. Che bella sta zona, veramente bella. Meno male che c'è un po' di sole, va? Mamma mia! Ma di cosa stiamo parlando? No, aspetta un momento. Ma di cosa stiamo parlando? Ma che roba! Peccato per la giornata un po' uggiosa, però bello, bello. Cacchio. (1908-1929) 19 anni. Ah, cacchio. Non sapevo fosse strada bianca. Per quanto è strada bianca? Ah no, boh, dai, non è tanta roba. Monte Colowrat, come viene riportato anche nel sito ufficiale del turismo del Friuli Venezia Giulia, è proprio un museo a cielo aperto della Prima Guerra Mondiale. Questo monte è stato un teatro sanguinoso di guerra nella 12ª battaglia dell'Isonzo, comunemente nota come disfatta di Caporetto. Infatti, come vedete, verso le 10:30 e 25 ottobre del 1917, dopo aver creato una breccia nel sistema difensivo italiano in zona del bivacco Zanuso, con abili brevi combattimenti, il distaccamento Rommel riuscì a sopraffare il presidio italiano. Rommel è esattamente quel Rommel, quello che nella seconda guerra mondiale conosceremo come Volpe del deserto. E intanto che affrontiamo questo pezzo di sterrato, piano piano parliamo un attimo di Riccardo Giusto. Abbiamo visto per strada che c'era questa scuola intitolata Riccardo Giusto e anche vi ho detto di ricordarvi di Volfango. Praticamente Riccardo Giusto nasce nel 1896, se non mi ricordo male, rimane orfano a giovanissima età e non potendosi permettere gli studi inizia a lavorare giovanissimo come ferroviere. All'età di 18 anni viene reclutato negli Alpini. 1915 viene inviato a conquistare una montagna della zona che sinceramente ora come ora non mi ricordo il nome. Vi lascio qui in sovraimpressione il nome della montagna. Cosa successe quel giorno? Quel giorno successe l'inevitabile. L'esercito austro-ungarico lo fucilò e morì all'età di 19 anni. Riccardo Giusto fu il primo caduto della guerra mondiale, il primo di una lunghissima serie stimata intorno ai 650.000 soldati. Insomma, queste zone sono letteralmente dei musei a cielo aperto perché, come vedete, ci sono anche tutti quei muretti a secco e ci sono tantissimi sentieri che partono da queste zone, come avete visto per strada tutti i segnali dei sentieri in partenza, ed è possibile rifare tutte le linee di guerra. Ci sono ancora delle trincee perfettamente conservate, gli avamposti di difesa e di attacco, perché qua è stato veramente un teatro di guerra estremamente crudo e sanguinoso. E in queste montagne, che all'epoca, tra l'altro qua si stiamo parlando di 1200 metri di quota, quindi non è che siamo altissimi, però potete immaginare che all'epoca facesse veramente freddo. E infatti abbiamo visto
il monumento commemorativo per quell'altro ragazzo morto, probabilmente assiderato. D'altronde da qua potete immaginare quanto fosse strategico questo posto, con questa visuale. Si poteva vedere benissimo su tutta la pianura friulana, immagino dall'altra parte sulla pianura slovena, tutti i possibili nemici in arrivo. Oh, cavallo! Per quanto riguarda Volfango invece fu il primo luogo dove furono conservati i resti di Riccardo Giusto, che inizialmente, vedrete magari se volete informarvi più sull'argomento, vedrete tante diciture che parlano di Riccardo di Giusto, e c'è anche una via a Udine che si chiama via Riccardo di Giusto. Questo perché tutte le informazioni più precise su questo giovane, su questo povero soldato, in realtà furono ottenute soltanto nel 2014, quindi anche relativamente poco tempo fa. In sostanza il primo luogo dove furono conservati i resti di Riccardo Giusto, e la Madonna che posto qua, fu proprio Volfango. Furono poi successivamente trasferite al Tempio Ossario di Udine. Quindi passiamo anche un Mataiuro oggi. Niente Mataiuro. Quello sarà la tappa di un prossimo episodio. Come si può rifiutare a una richiesta di questo tipo? Come? Un bambino ti chiede di sgasare, lo fai, non ci pensi, punto. Peccato che non venga rifatta questa strada. Buongiorno. Queste sono le tipiche strade che uno con un motard ignorante si divertirebbe un casino. Appena detto. Belli. Paracapriolo. Ah. Cosa fanno qua? Se non sbaglio non c'è un pistino di go-kart qua. Ah, ecco, infatti. Ah, che bello vedere così tanta gente. Ecco, inizialmente noi avevamo girato qua a sinistra e quindi adesso andando dritti ritorneremo a Ponte San Quirino. Bene signore e signore, io direi che per questo video è tutto. Se volete lasciare un like e un commento a questo video mi farebbe molto piacere, anche per capire se questo tipo di contenuti geografico-storici vi sta piacendo. Commentate anche con eventuali altri paesini da andare a visitare e raccontarci un po' di storia. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. Sto aspettando che lo facciate, è lì, dai, su, è lì, ti fai contenta una persona. Come si dice in friulano, a fa dal ben non si sbaglia mai. Bene, detto ciò, auguro a tutti una buona settimana e ci rivedremo in un prossimo video.